Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Buongiorno Antonino, a te la linea. Ben trovata cara Natalia, buon lavoro a te, grazie. Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna, questa è la puntata numero 1007 di oggi, giovedì 29 di maggio dell'anno del Signore 2025. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane e chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete, ai voi, un giornale online niente male, nel quale ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Autodafé di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semmivarin che io sto sostituendo, le videopillole, interventi vari ed eventuali che vi aiutano a riflettere su questa intricata realtà nella quale noi viviamo. Le coordinate di questa sera: Savasandir 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliano, oppure 029294 7222 se volete intervenire per telefono quando lo dico io, bella gente. E adesso c'è lui, implacabile come sempre. Chi è? Il direttore di Italia Oggi, Pierluigi Magnaschi, col diritto e il rovescio, Savasandir. Natalia, arieggiando, vai! Il nuovo cancelliere tedesco, il cristiano sociale Friedrich Merz, assieme al suo ministro delle finanze, il socialista Boris Pistorius, e a sole 3 settimane dal suo insediamento a Berlino ha inviato 400 uomini e donne di una divisione corazzata in Lituania per rafforzare il confine tedesco con la Russia. In un secondo tempo si arriverà fino a 5.000 soldati.
Tutti i giornali italiani hanno scritto che è la prima volta dopo Hitler che le truppe tedesche vengono stanziate stabilmente all'estero. Questa informazione, tra l'altro molto facile da controllare, non è assolutamente vera. Un contingente militare tedesco infatti è rimasto per ben 20 anni in Afghanistan, vicino al contingente italiano, e i caduti tedeschi sono stati 55. Non solo, durante la guerra della NATO alla Serbia, i bombardieri tedeschi che hanno martellato a lungo Belgrado furono collocati all'aeroporto di San Damiano, in provincia di Piacenza, dal quale partivano ogni giorno per le loro missioni contro la Serbia. A te la linea. Grazie Natalia. Mi sembra abbastanza chiaro quello che ha detto il nostro Pierluigi Magnaschi. Adesso noi siamo un po' tra viaggi e intemperie, per dirla con Ivan Graziani, un suo bellissimo album del 1980, perché per il Qui Parlamento dovremmo avere tra un po' il senatore Claudio Borghi Aquilini con cui parlare della riforma della legge di contabilità e gli strumenti del ciclo di bilancio. Però siccome il senatore è impelagato con un aereo perché ha un volo, non so se riusciremo a trovarlo. Nel caso in cui non riuscissimo a trovarlo, abbiamo comunque pronto un suo contributo filmato, come si diceva una volta, che ci permetterà ovviamente di avere anche questo momento di approfondimento che è lo spazio Qui Parlamento. Nel frattempo andiamo a vedere che cosa sta succedendo nel nostro vasto mondo e in particolare che cosa sta accadendo. Però siccome, cara Natalia, mi pare che non sia possibile raggiungerlo, io direi che possiamo mandare il contributo filmato, se sei d'accordo. Quindi quando vuoi vai pure con Qui Parlamento, il senatore Claudio Borghi. Grazie Presidente. Qui Parlamento. Grazie Presidente. C'è una fiorente letteratura di fantascienza che è quella dedicata agli universi paralleli. Io oggi ho il sospetto di essere capitato in uno scenario di questo tipo. Cioè, evidentemente siamo in un universo parallelo. Prima o poi succederà qualcosa, un buco nero, un cataclisma stellare che mi riporterà al mio vecchio universo rassicurante, ma finché sono qua, evidentemente devo adattarmi a un mondo che, come dice il nostro neo vice segretario, è il mondo all'incontrario. E questo mondo all'incontrario è quello dove entro nell'aula e c'è il collega Manca, sovranista, dove arriva e nel suo intervento dice che il Parlamento ha poco potere, che bisogna riportare il potere al Parlamento, che questi documenti di finanza che chiede l'Unione Europea sono un'umiliazione del nostro Parlamento e che quindi invece bisogna discutere molto di più. Io non lo so, ma mi ricordavo che tutte le cessioni di sovranità sono state fatte sempre col plauso del Partito Democratico. Ma io quando sono arrivato la scorsa legislatura in Commissione Bilancio, la prima domanda che è stata fatta, dato che il primo atto che è stato discusso era guarda caso proprio un DEF, la prima domanda che era stata fatta da un collega onorevole della Commissione Bilancio era: ma si possono fare gli emendamenti al DEF? E io, incauto neopresidente della Commissione Bilancio, dicevo: ma secondo me no, chiedo al consigliere parlamentare, che saluto, l'esimio dottor Somma, e gli dico: scusi, ma si possono fare gli emendamenti? No, ma no, si figuri, non si può fare niente. Si veniva da un governo di sinistra, cioè c'era Renzi, Gentiloni e cose di questo tipo. Ecco, io non capisco cosa mai ci sarebbe da discutere già dopo quello. Cioè, se noi stiamo parlando di un documento che già nella precedente versione era inemendabile,
Ma dov'è il coinvolgimento del Parlamento? È una ritualità stanca che chiede l'Unione Europea e che come tale forse è il caso di svolgerla nel tempo più breve possibile, perché tanto in ogni caso il Parlamento non potrà spostare o emendare o soppesare, non c'è nessun soppesamento, nessun emendamento. Il DEF era così. Era per più anni e, ripeto, ci sono numerosi interventi, ma anche quello di oggi, dove basta andare a vedere che cosa dicevano i DEF di 2 anni fa, 3 anni fa, 4 anni fa, 5 anni fa, per capire che si trattava di numeri tirati lì sperando nel destino, ma il destino poi dispone in modo diversamente. Il destino dispone di guerre, il destino dispone di pandemie, il destino dispone di prezzi del petrolio che raddoppiano o dimezzano, il destino dispone di sanzioni economiche e così via. E quindi a un certo punto, quanto più il documento è agile, e penso che quanto più sia rispettoso del Parlamento avere un documento agile, perché almeno parliamo di cose concrete, non parliamo di scenari futuribili che purtroppo non ci sono. E quanto, ripeto, ad avere più sovranità per il Parlamento, io sono il primo. Allora venga collega Manca in 4ª commissione, dove si sta facendo un'interessante discussione sul primato, supposto primato del diritto europeo rispetto al diritto nazionale, e venga a portare avanti la causa della primazia del diritto nazionale rispetto al diritto europeo. I suoi colleghi stanno facendo il contrario, ecco, però insomma, decidiamoci, così poi vedete che recuperiamo tutta la sovranità che vuole. Sento altre cose che oggettivamente mi hanno fatto. Vabbè, scusate, io sono, quando parla il collega Renzi, io sono sempre indeciso se ignorare quello che dice oppure rispondere, perché è così fantascientifico, sempre rimanendo nel tema, no, di questa giornata, che io non so veramente sentire il collega Renzi che parla di banche e rimprovera il governo cosa sta facendo con le banche. Ma scusate, ma il collega Renzi, ma io adesso magari, ripeto, in questo universo parallelo era un illuminato presidente del Consiglio che gestiva perfettamente le crisi bancarie, ma io ricordo che è stato mandato via anche per la questione della Banca Etruria. Io mi ricordo che è stato quello che ha regalato le banche venete a Banca Intesa, dandogli anche una fraccata di miliardi. Ma era il suo ministro Padoan o era un altro? Ma io mi ricordo che il Partito Democratico è quello che ha incenerito il Monte dei Paschi con 50 miliardi di costo per lo so che non è più del Partito Democratico, ma quando era Presidente del Consiglio sì, e poi lui è pure toscano, ha incenerito il Monte dei Paschi con un costo per lo Stato di 50 miliardi. E adesso, colleghi, per cortesia, abbiamo tenuto fino adesso un atteggiamento di rispetto nei confronti di chiunque parlasse. Non degeneriamo adesso, senatore Sensi, la prego. Cortesia. E il Monte dei Paschi è stato il primo atto di questo governo, perché prendere il primissimo, nei primi giorni, prendere e sottoscrivere l'aumento di capitale del Monte dei Paschi e salvare quella banca, che adesso è una banca ottima, solida ed è un fiore all'occhiello, è stato uno degli esempi di cosa significa fare politica. Voi distruggete, noi costruiamo. Ma in questo universo parallelo evidentemente le cose vanno al contrario. Ho sempre sentito, scusate, anche qui, una roba un po' curiosa, l'aumento della pressione fiscale, che significa l'aumento, credo che sia stata la collega Tajani, l'aumento della pressione fiscale significa l'aumento dell'evasione. Ora, ma io veramente non capisco, se le aliquote sono quelle e sono ferme, anzi nel caso sono scese perché c'è stato la diminuzione delle aliquote centrali, ma se aumenta la pressione fiscale può essere solo per la diminuzione dell'evasione, perché se a parità di aliquote, se aumentano le tasse significa che si sta recuperando evasione, non è che aumenta l'evasione. E altrimenti l'altro motivo per cui può essere che si incassano più tasse a parità di aliquote è l'aumento dell'occupazione. Ecco, queste sono cose che quindi uno, quando sente l'aumento della pressione fiscale, certo che suona male, ma dall'altra parte dovrebbe domandarsi: sono aumentate le aliquote, sono aumentate le tasse? Se la risposta è no, ed è no, evidentemente sono successe delle cose positive per l'economia. Cosa significa? Che dovrebbe essere una spinta per il futuro, per abbassarle le tasse e le aliquote, perché significa che evidentemente si crea del margine, ma di certo non che è aumentata l'evasione.
In quanto al recuperare, e veniamo a quello che si potrebbe fare invece con una legge di bilancio. Vedete, la legge di bilancio potrebbe essere migliorata. Certo che potrebbe essere migliorata, ma perché ogni volta che si parla o si dice di togliere dalla discussione di fine anno quella che io chiamo legge, sarebbe la legge territori, che qualcuno deridente dice la legge mancia, ma invece sarebbe una cosa giusta per riportare le legittime richieste dei singoli parlamentari per andare incontro alle loro esigenze dei territori, non la si stacca dalla discussione annuale. Ecco, questo probabilmente ridarebbe dignità alla discussione di fine anno della legge di bilancio, consentendo di parlare di temi un pochettino più seri rispetto a, mi ricordo, mi spiace che ovviamente stiamo parlando di un collega che non è più con noi, ma mi ricordo discussioni sulla Badia di Pattano, cioè dove si andavano a dare soldi a una casa di un privato, ecco, no? Con lunghe discussioni per all'interno della legge di bilancio, ecco, che non dovrebbe essere. Invece stacchiamola, solo che ogni volta vergogna la legge mancia per poi farla direttamente invece in legge di bilancio, perché allora vuol dire che va bene. Io veramente vorrei anche ricordare una cosa, insomma, alla collega Pirro, che ha parlato di mafia, di Ponte, ma bisogna anche stare attenti quando si dicono le cose. Sono cose, cioè, per carità, questo è il luogo della libertà di parola. Forse il Presidente in quel momento mi sembrava che era stata distratta da un collega che lo chiamava, ma non si può dire che qui si sta facendo l'occhiolino alla mafia. Ma stiamo scherzando? Anzi, se veramente, come da spirito del Movimento 5 Stelle, bisogna dare ragione alla magistratura, quello che dicono i tribunali è sacro, no? E così tipo. Cominciamo a mandare a casa la signora Todde, che oggi il tribunale ha certificato che ha fatto irregolarità, che quindi la documentazione e che quindi la decadenza diventa ufficiale. Ecco che andiamo a risparmiare un po' sul bilancio, anche se la signora Todde, l'ingegner Todde non iscritta all'albo, si toglie dal suo posto, perché arrivare a gestire una regione senza sapere che bisogna nominare il mandatario elettorale, io non lo so fino a che punto può essere considerato un reato, un'irregolarità, ma di sicuro è sintomo di incompetenza totale, ecco. Quindi già solo questo dovrebbe bastare. Per cui noi, la Lega, vota a favore della mozione di maggioranza, e continui così, Ministro, che stiamo andando nella direzione giusta. Qui Parlamento. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Quando ci troviamo ad osservare un'opera di Michelangelo o di Leonardo da Vinci, quando sentiamo di una scoperta scientifica sensazionale o di un'importante dimostrazione matematica, abbiamo una sola parola in mente, cioè genio o geniale. Ma che cos'è il genio e che cos'è la genialità? Salve a tutti, sono Gabriella Ronza e vi do il benvenuto sul mio canale. Siamo qui per parlare di narrazione in tutte le sue forme. Sul mio canale troverete video di mitologia, ma anche video di comunicazione, di cultura, letteratura. Le narrazioni accompagnano la vita degli esseri umani dall'inizio dei tempi e sono contenta di poterne parlare con voi. Sono video brevi, semplici, infatti il mio consiglio è sempre quello di approfondire. Allora, torniamo al tema principale. Stavamo parlando di genio e genialità. Oggi il termine in realtà è un po' inflazionato. Si parla di genio anche quando una persona trova una soluzione molto arguta, un'idea brillante o un'idea particolarmente ingegnosa. Per cui spesso la parola perde in alcuni contesti il suo significato iniziale.
Ma quindi che cos'è il genio? E in questo ci viene in aiuto la mitologia, quella romana nello specifico, ma anche tradizioni di popoli e culture un po' più lontane. Nell'antica Roma il genio era uno spirito, una sorta di divinità personale, tutelare. Ogni uomo aveva il proprio genius che lo accompagnava per tutta la vita come una guida invisibile ma protettrice. La parola latina genius ha un'origine per quanto riguarda la radice etimologica che fa riferimento al generare, al dare vita. Il genio era visto quindi come lo spirito generatore, qualcosa che anima la persona, che sostiene la sua forza vitale. In realtà non soltanto della persona, ma anche di un'intera famiglia o perfino di un luogo, il celebre genius loci, lo spirito del posto. Esisteva perfino il genius augusti, cioè lo spirito protettore dell'imperatore, che divenne oggetto di un culto pubblico. Col passare del tempo questa figura è diventata più astratta. Nel Rinascimento, ma ancora di più nel Romanticismo, il genio ha assunto un significato correlato all'ispirazione creativa. Dall'artista allo scienziato, il genio è diventato simbolo dell'uomo ispirato. Anche oggi, quando parliamo di genio come fonte di ispirazione, immaginiamo qualcosa che guida la creazione, un'ispirazione improvvisa, ma anche un flusso, un impulso che dà forma e vita a ciò che ancora non esiste. Eppure, per quanto riguarda il genio, c'è anche un'altra origine, un pochino più lontana, che comunque ha influenzato il nostro immaginario. Pensiamo alla fiaba di Aladino, al genio intrappolato in una lampada che esce e si libera soltanto se la lampada è sfregata e che dona al suo liberatore la possibilità di esaudire 3 desideri. Ma da dove nasce questa figura? Dai Jinn. Se ho sbagliato la pronuncia, correggetemi pure. Il termine potrebbe derivare da una radice antica, che significa nascondere o celare, perché i Jinn sono creature invisibili all'occhio umano. Secondo la tradizione islamica e pre-islamica, gli angeli sono fatti di luce, gli esseri umani di terra e i Jinn di fuoco. Sono esseri ambivalenti, possono essere benigni ma anche pericolosi. Nella cultura pre-islamica erano descritti in un modo molto negativo, forse perché riflettevano le difficoltà dell'ambiente ostile in cui vivevano i popoli arabi. Nel tempo, secondo la tradizione islamica successiva, gli aspetti più negativi sono stati detronizzati, per parlare piuttosto di una sorta di fastidio apportato da questi esseri, e si è cominciato anche a parlare di jinn buoni, capaci di aiutare gli esseri umani e convertiti all'Islam. Secondo alcune leggende, come quella sul re Salomone, i jinn potevano essere comandati o imprigionati con anelli magici, amuleti o formule. E forse è proprio da qui che nasce l'immagine di genio intrappolato in una lampada. Va detto però che il genio delle fiabe occidentali è sicuramente una versione molto edulcorata e semplificata di queste tradizioni. I jinn autentici sono figure molto più complesse. Come detto, è forse l'unione di tutte queste credenze che nasce l'idea occidentale del genio che esaudisce i desideri. Perché se il genio è guida ispirazionale, e ovviamente faccio riferimento anche a ciò che abbiamo detto sulla genialità nel Rinascimento e nel Romanticismo, cioè se quindi rappresenta una manifestazione del nostro inconscio, allora è anche ciò che conosce i nostri desideri più profondi e il loro esaudimento, raccontato sotto forma di fiaba o leggenda, potrebbe essere inteso come la realizzazione del nostro sé più autentico. Nel romanticismo il genio è l'individuo che rifiuta la norma, la normalità, per affermare la propria potenza immaginifica. In questo senso il talento, che in qualche modo può essere legato al concetto di ricchezza interiore, anche etimologicamente, non è altro che un dono, come se fosse in qualche modo elargito da quel genio che realizza i nostri desideri. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un commento, ditemi cosa ne pensate di queste tradizioni, cosa ne pensate della genialità, che cos'è per voi il genio. E quindi vi saluto
Ci vediamo nel prossimo video. Ciao. Antonino, a te la linea. Grazie Natalia, alle 18, 39 minuti e 52 secondi. Antonino Danna al microfono con voi qui per questa puntata di Zoom. Grazie come sempre anche alla nostra Gabriella Ronza con Epos. E adesso parliamo di scuola, ne parliamo con Anna Maria De Luca, perché Anna Maria De Luca, insomma, la nostra preside pittrice, ci racconta quello che è successo, che cosa ha fatto oggi il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, il quale ha avuto parole forti e molto chiare in tema di bullismo, parole ampiamente condivisibili, aggiungerei pure, e peraltro è stato in Calabria, dove ha avviato una serie di interventi che non sono il classico intervento a pioggia che si faceva nella Prima Repubblica, ma qualcosa di molto più serio. State a sentire che cosa ci siamo detti. Natalia, vai pure. E allora, questa sera torna con noi la nostra preside pittrice, la nostra Anna Maria De Luca. Io preferisco chiamarla preside, anche se ora si chiama dirigente scolastico, lo sappiamo, ma preside mi ricorda, diciamo così, tempi diversi in cui a scuola ci andavo pure io. Allora, la nostra Anna, lo sapete, è dirigente scolastico presso il Liceo Montessori di Roma. Questa settimana, Anna, diciamo così, la cronaca ci mette davanti tutta una serie di storie, dalla povera Martina Carbone che è morta uccisa dal suo ex fidanzato per un no, al ministro Valditara che è stato alla maratona bullismo che si è tenuta al Palazzo dell'Informazione dell'ADN Cronos in quel di Roma, e il ministro Valditara è stato molto chiaro, ha detto: il fenomeno del bullismo e cyber è uno dei fenomeni più inquietanti che ha avuto da parte nostra attenzione e risposta molto forte. Noi abbiamo avviato una serie di progetti importanti. Il 25 febbraio si è insediato per la prima volta il tavolo tecnico di prevenzione bullismo e cyberbullismo. Abbiamo investito 2 milioni di euro per un fondo permanente a contrasto, soprattutto nelle linee guida dell'educazione civica. Come obiettivi di apprendimento da raggiungere abbiamo aggiunto il rispetto verso l'altro, qualunque persona, la donna e il compagno. Abbiamo avviato l'insegnamento di una cultura delle relazioni sane, positive e corrette. La cultura del rispetto sarà un obiettivo di apprendimento su cui si sarà valutati. Ecco, mi torna in mente una professoressa delle medie che diceva: c'erano ragazzi che non sapevano niente, però per l'educazione venivano promossi a fine anno. Mentre questa frase mi sembra un'emerita fregnaccia, nel caso del ministro Valditara il discorso è molto più serio, perché mi pare che lo Stato, anzi la scuola italiana, non si fa soltanto scuola, ma anche scuola di vita, o sbaglio? Ben trovata, sì, assolutamente. Buonasera a tutti. Assolutamente c'è una grandissima attenzione nuova, devo dire, veramente nuova attenzione nei confronti, come dire, di tutto ciò che è umano, quindi non solo delle procedure che fanno parte della scuola, dei voti, ma proprio della vita, dell'essere umano, di mettere la persona al centro, no? Infatti in questa direzione che va tutto il discorso sulla valutazione, quindi fino a poco tempo fa, insomma, con tutti i ministeri precedenti, chi si comportava male veniva sanzionato, eccetera, veniva sospeso e finiva a casa, no? Quindi invece di stare a scuola stava a casa a giocare alla PlayStation oppure uscire con gli amici. Adesso invece no. Cioè, tu ti comporti male, vieni sospeso, ma vai a lavorare ai servizi sociali, vai alla Caritas, fai attività di rieducazione, quindi non è una sospensione che è una vacanza, ma è un'attività rieducativa. E poi per quanto riguarda il bullismo che dicevi tu prima, appunto a febbraio è stato fatto il Ministero questo primo tavolo importantissimo. Ieri ci sono stati, c'è stata la presentazione dei dati, no? Il primo rapporto dell'Osservatorio Nazionale sul bullismo e disagio giovanile, e ti dico, quello che è emerso è che c'è un grande aumento dei casi, soprattutto tra i 10 e i 17 anni, soprattutto per quanto riguarda l'online. Quindi adesso tu hai figli, non so, Sì. Cioè, quello che è venuto fuori, no? E che spesso i genitori non sanno questo, cioè non sanno che cosa i figli fanno in stanza, non sanno che cosa fanno al computer online,
Quindi l'aumento dei casi online è proprio inquietante, perché sfugge anche, cioè tu hai tuo figlio in casa, sei tranquillo, perché pensi ok, non è in mezzo alla strada, è in camera sua, però in realtà anche dalla camera magari può fare danno. Sì. E quindi gli elementi che sono venuti fuori ieri soprattutto riguardano i processi di deresponsabilizzazione e anche di deumanizzazione, che è proprio la direzione inversa a quella in cui sta andando Valditara, che invece si attivano online. Esatto. Sì. Senti, ma che famiglie sono queste famiglie dei bulli? Perché di solito uno se le immagina anche brutti, sporchi, cattivi. Cioè, che gente è? Sono famiglie normalissime. E i figli com'è che diventano questi mostri? Com'è che diventano questi aguzzini, diciamo meglio, nei confronti dei ragazzini più deboli? Da dove nasce questo desiderio? Guarda, questa è una bella domanda. Ma diciamo che anche noi, anche ai tempi nostri, no? A scuola c'è sempre stato il bullo di turno che prendeva in giro. Tu pensi anche nel servizio militare, il nonnismo, cioè questo fatto di da ragazzi, da giovani comunque, di prendere in giro, di mettere la berlina a qualcuno, di isolarlo come forma di divertimento, è una cosa che c'è sempre stata. Solo che probabilmente c'era, come dire, forse una fragilità minore da parte delle vittime, nel senso che tutti i casi di suicidio che si sono verificati negli ultimi anni, no? Sono stati frutto di uno stillicidio, di una specie di tortura quotidiana che questi ragazzi hanno subito. Ti ricordi il film che ha avuto tanto successo, Il ragazzo dei pantaloni rosa? Sì, esatto. Esatto, cioè questi casi, cioè non è come dire l'atto in sé, ma la continuità dell'atto, no? Il fatto che come la famosa goccia cinese, ogni giorno un ragazzo si sveglia per andare a scuola e sa che varcando quella porta, varca tipo la porta dell'inferno, perché va incontro ad un martellamento costante, che alla fine fa crollare le persone. Che uno può anche avere la forza di reagire a un episodio o due, però se gli episodi diventano quotidiani e costanti è chiaro che lì serve un intervento esterno, che non ce la si fa. Questo sicuramente, e credo non sia solo una questione, diciamo così, di disciplina, credo sia proprio una questione di società, di attenzione della società, se mi posso permettere. Pronto? Sì, dicevo, credo sia una questione non di disciplina quanto di società, di attenzione anche della società. Sì, ma anche di educazione, di capacità di empatia, no? Di essere capaci di pensare anche a come l'altro può vivere quell'episodio, anche la sensibilità di appunto di esseri umani, di non mettere al primo posto il divertimento, l'essere a capo di una squadra di divertenti idioti, no? Ma sì. Come dire, coltivare quella sensibilità nel dire: ma io sto facendo del male a quella persona, questa cosa mi fa divertire, però io sto facendo del male a quella persona. E questo è il passaggio che spesso manca, no? Cioè la consapevolezza del male che si sta facendo. Esatto, esattamente, proprio questo è il fatto. Manca l'idea di capire che si sta facendo qualcosa di male. Poi puntualmente c'è sempre una madre che dice: e vabbè, ma stavano giocando. No, non c'è niente di gioco in tutto questo. Non si può sminuire, non si può ridurre tutto questo al gioco, all'idea che ci si sta divertendo. Cioè, non ci si diverte alle spese degli altri, questo è poco ma sicuro. Anna, andiamo un poco a casa nostra, va? Andiamo nella nostra regione. Oggi c'è il ministro Valditara, è stato in visita in 2 scuole soprattutto. Si è presentato alle 9:30 a Palmi presso il teatro Nicola Antonio Manfroce e ha incontrato appunto gli studenti dell'Istituto De Zerbi Milone, del San Francesco, il Pizzi e l'Einaudi Alvaro. Poi alle 11:15 è stato a San Luca che peraltro è di nuovo al centro delle polemiche anche per lo scioglimento della Fondazione Corrado Alvaro, ma questo è un altro paio di maniche, o meglio è stata commissariata, non è stata sciolta. Comunque è stata a San Luca presso l'Istituto Comprensivo San Luca Bovalino in Corso Matteotti. C'era anche il direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, la dottoressa Antonella Iunti. Ecco, sì.
In particolare il ministro Valditara ha detto delle cose importanti. Da un lato, vabbè, questo suo attaccamento alla Calabria, terra che lui dice di amare molto, che ha straordinarie potenzialità e bisogno di uno Stato vicino, e mi sembra giusto e doveroso che il presidio dello Stato cominci prima di tutto dalle scuole. Ma soprattutto il ministro dice che in Calabria sarà lanciata la fase 2 di Agenda Sud, quindi daranno libri, tablet e PC per gli studenti calabresi, ci saranno interventi di ristrutturazione delle scuole, rapporti con l'estero, e poi il 67% delle risorse per le mense è stato destinato alle scuole per il mezzogiorno, l'intervento per palestre e attrezzature sportive è il più alto mai realizzato per la scuola italiana, addirittura 1 miliardo di euro, e in maggioranza questi soldi vanno a regioni del sud, solo 300 milioni col PNRR, e poi il resto sono risorse nazionali o strutturali. E poi ancora il ministro Valditara ha parlato della ragazza di Seminara, quella che è stata vittima del branco e che i parenti addirittura volevano ritrattasse un paese intero che l'ha ostracizzata. E lui ha detto: voglio affrontare un tema che coinvolge tutta l'Italia, come abbiamo visto in queste ultime ore. Sono rimasto molto colpito dalla storia di 2 ragazze, quindi ho voluto partire da qui, fare una riflessione con tutti i giovani del nostro paese, per riflettere sulla cultura del rispetto e il valore della donna. Allora, carne al fuoco ce n'è veramente tanta. Però cominciamo, da un punto di vista logistico. Ma erano davvero così messe male le scuole in Calabria per ricevere tutti questi interventi? Guarda, assolutamente sì, è stata una giornata importantissima, perché tu sai cosa significa per una regione come la Calabria sentire la presenza dello Stato, no? Il fatto che il ministro oggi sia andato in Calabria è un chiaro segnale. Non so se hai avuto modo di vedere le immagini, è stato un bagno di folla. L'hanno accolto in modo festoso, non so se le puoi trasmettere quelle immagini, ma se vedi su Instagram si vedono delle immagini di una Calabria in festa, di una Calabria che gioisce. E Agenda Sud, come ti dicevo appunto, anzi come dicevi tu, è un decreto del 2023 che appunto riguarda le scuole di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, quindi non solo la Calabria. Si unisce ad Agenda Nord, che invece è l'agenda per le regioni del nord. L'obiettivo chiaramente è quello di superare i divari degli apprendimenti, no, tra i ragazzi del nord e del sud, perché obiettivamente, come dimostrano poi tutti i dati invalsi, esistono anche nelle periferie delle grandi città, dove i ragazzi vanno malissimo in italiano, soprattutto gli immigrati di seconda generazione, motivo per cui il ministro ha aggiunto un insegnante in più per i ragazzi immigrati, cosa che devo dire la sinistra non ha mai fatto, no? Questo in teoria è un tema di sinistra, ma in realtà non è mai stato affrontato in questo modo, perché è ovvio che se un ragazzo non impara l'italiano non può andare bene nelle altre materie, no? È attraverso la lingua che passa poi il miglioramento degli obiettivi, il raggiungimento degli obiettivi in tutte le altre discipline, quindi avere un insegnante in più per loro è fondamentale. Sì, le scuole stanno messe male, assolutamente sì. Però considera che tutti questi fondi non riguardano soltanto la parte strutturale, ma riguardano appunto anche gli apprendimenti, perché ti ricordi che col governo Renzi ci furono tantissimi fondi per l'edilizia scolastica, e quindi la parte strutturale è stata in qualche modo gestita male, perché poi la maggior parte di quei fondi sono stati spesi malissimo. Basta pensare ai soldi per i docenti, che spesso vengono usati non per fare i corsi di formazione, ma per comprare il tablet ai figli, no? Quindi anche lì quello che sta succedendo in questo momento è che i finanziamenti stanno andando nella direzione giusta, cioè stanno andando veramente, sono veramente per i ragazzi, per gli apprendimenti, quindi non c'è più la dispersione che c'era prima. E questa seconda fase che il ministro ha lanciato oggi proprio dalla Calabria, questi altri 35 milioni di euro,
che vanno ad aggiungersi sono sicuramente un segnale positivo, perché trova in Calabria una scuola che abbia la mensa, la palestra, l'asilo nido, cioè sono cose che al sud mancano, no? Se vai in Emilia Romagna tutte le scuole, o quasi tutte comunque, hanno la mensa, la palestra vuol dire un atto di civiltà, perché è un insegnamento come un altro, l'educazione fisica, l'educazione motoria, come la vuoi chiamare. E anche senza poi pensare alle ricadute che hanno sulle donne, quindi cioè poter dare asili nido, poter dare mense, poter dare palestre ai bambini, alle scuole, significa anche dare alle donne la possibilità di lavorare, quindi non è solo un'operazione che riguarda la scuola, ma un'operazione che riguarda tutta la società. Quindi questi finanziamenti, questi di Agenda Sud vanno in questa direzione, ed è singolare, no? Si parla tanto del razzismo della Lega, ma è singolare che sia proprio un ministro della Lega a dare tutta questa attenzione al sud, l'attenzione che non c'è mai stata finora, non in queste quantità. Certo, ma mi sembra tra l'altro che non sia il classico intervento, passami in termine, modello Prima Repubblica, che arrivavano, sparavano milioni di qua e di là, poi al solito i soliti se li incameravano e non si faceva niente. Cioè qui l'idea è che i soldi vengono impiegati per uno scopo ben preciso e per dei benefici effettivi nei confronti degli studenti. Esatto. Senti, in tutto questo, visto che tu sei anche esperta di psicologia e correggimi se sbaglio, tu fai anche parte di un'associazione apposita, mi aiuti a ricordarla che non me la ricordo più, ti chiedo scusa. Esatto. Allora, c'è qui su citynow.it questa notizia: la Calabria approva la legge sull'unità di pedagogia scolastica per contrastare la dispersione scolastica, prevenire il disagio giovanile, combattere la povertà educativa. In particolare la proposta è stata firmata dai consiglieri regionali Molinaro, Gelardi, Mancuso, Raso, Mattiani, Alecci, per rafforzare la scuola calabrese come presidio educativo e sociale, attraverso l'inserimento di pedagogisti ed educatori professionali sociopedagogici, figure qualificate riconosciute a livello nazionale ed europeo. Ora, mi ricorda molto Gesualdo Bufalino quando diceva che il futuro della Sicilia sarebbe stato cambiato da generazioni di siciliani allevati a libri e Mozart. Qui invece li si alleva con la pedagogia, mi pare di capire. Sì, diciamo è una cosa abbastanza singolare, l'unità di pedagogia scolastica, è una legge regionale, una legge regionale che riguarda la Calabria e che appunto credo che sia notizia di ieri o di oggi. Certo, è un'iniziativa che sicuramente ha senso, anche perché si ispira alle convenzioni internazionali dei diritti dell'infanzia, eccetera. È una cosa che in parte già c'era, perché tutte le scuole hanno uno sportello d'ascolto, uno psicologo, perché noi all'inizio dell'anno facciamo il bando per individuare la società o la persona singola che ha le migliori caratteristiche per seguire non solo i ragazzi ma anche i docenti, ma anche i genitori, gratuitamente. E tutti e tre, docenti, genitori e studenti, possono accedere allo sportello. Credo che questa iniziativa della Calabria rafforzi una cosa che in realtà nelle scuole già c'è. Adesso io non so in Calabria quante siano le scuole ad avere uno sportello d'ascolto, immagino tante, ma probabilmente non tutte, visto che è stata fatta questa legge regionale, ma sicuramente è una cosa buona, insomma io sono d'accordo. Benissimo. Senti, per concludere, ci avviamo alla conclusione di questo colloquio e io ti ringrazio del tuo tempo. Cosa state facendo adesso a scuola da te al Montessori? Allora, domani andiamo sulla nave della Marina Militare, sulla Amerigo Vespucci, la nave Mito. Che meraviglia. Con i ragazzi, sì. Che meraviglia. Ti manderò delle foto, sì. Grazie, così poi mi mangio i gomiti, grazie. Grazie della cortesia, proprio un gesto delicato da parte tua. Poi... Una cosa molto importante è proprio una presenza istituzionale, no? In questo caso la scuola è proprio scuola istituzione, cioè, io infatti vado, per nessun motivo al mondo rinuncerei ad andarci, infatti ho insistito moltissimo perché questa cosa potesse realizzarsi nonostante vari problemi interni che abbiamo avuto.
perché credo che sia un evento non solo vuol dire di immagine, ma proprio simbolico dell'identità nazionale. Quindi Certo. che i ragazzi vadano sull'Americo Vespucci, che la scuola vada, è un must, cioè noi dobbiamo andare. Ecco. Esatto. Senti, diciamo così, oltre alla visita col Vespucci, ormai direi che siamo addirittura d'arrivo con l'anno scolastico. Com'è andata? Finalmente. Finalmente già una risposta, Molto faticoso, ma guarda, non so se sono più felici i docenti o più felici gli alunni o più felici i presidi. In realtà siamo tutti molto stanchi, però insomma ce l'abbiamo fatta ad arrivare alla fine dell'anno, quasi, manca poco più di una settimana. Poi ci saranno gli esami, quindi noi non finiamo mai, la scuola è una macchina che non chiude mai, tranne la settimana di Ferragosto, quindi per i ragazzi sarà un periodo di pausa, per i docenti anche, ma per noi no, che poi devi preparare il nuovo anno, e adesso già tutta una discussione sul calendario scolastico, su quando cominciare, c'è chi vuole iniziare prima, c'è chi vuole iniziare dopo, insomma, diciamo saremo impegnati purtroppo in attività poco creative, molto burocratiche, attività procedurali di inizio anno prossimo, una volta finiti gli esami. Speriamo che gli esami vadano lisci, che non ricominci il giro di ricorsi e controricorsi ogni volta che un genitore si ritrova un voto che non è quello che voleva. Esatto, e quella è una speranza che credo non sia solo dei presidi ma anche dei professori, di tutti, perché ormai c'è questa tendenza a fare tutti gli allenatori della nazionale di calcio e gli esperti anche di scuola. Senti, va bene. Sì, che poi quella è la vera forma di stanchezza, no? Certo. Il fatto che spesso non si sta al proprio posto, spesso i genitori vogliono andare a comandare a scuola, a decidere loro che cosa la scuola deve fare, quando lo deve fare, come lo deve fare. Invece deve essere un patto di corresponsabilità educativa quello tra scuola e genitori, non un conflitto di domini e di potere. Alcuni genitori, non so, forse hanno poco da fare, non so, hanno molto tempo da dedicare a queste cose, ma ti assicuro che in alcune occasioni vedo cose che se non avessi visto con i miei occhi non ci avrei mai creduto. Io, come in tutte le scuole d'Italia succede, però c'è un limite a tutto. Certo, questo mi sembra molto chiaro. Senti, per concludere allora io ti lascio andare sulla Vespucci, che dire di più? Buona visita e buon vento. E grazie. Grazie. Buon vento anche a te. Grazie. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Shovel with a shoe shine. Makes me a Molotov. I'm on the headline. Wanna be a gunslinger, don't be a rock singer. Eeny, meeny, miny, mo, which way you wanna go? Talk about pop music. Talk about pop music. Shooby-dooby-doo-wop, right in the tree. Pop, pop, shoo-wop, eeny, meeny. Shooby-dooby-doo-wop, right in the tree. Pop, pop, shoo-wop. You know what I mean? Hit it. Now you know what to say. Talk about
Antonino, a te la linea. In mano era il 1979 e questa era M con Pop Music. Pensate che poi è scritto Music con la Z e negli anni 2000 è nata la musica con la ZIK, musica proprio per definire quella musica che serve a fare intrattenimento dentro gli ascensori, negli ambienti di passaggio pubblico e così via. E insomma, diciamo che non manca, come potremmo dire, non mancano gli esempi, ecco, esempi che spesso vengono indicati come chissà quali grandi cantanti e così via. Ma lasciamo stare. 0292947222, il telefono è aperto, signore e signori, perché abbiamo voglia di sentire le vostre voci nel mentre vi diamo le ultime news al 340 670 sì vabbè, cioè aspettiamo anche le vostre zappe al 340 670 9659 se avete voglia di inviarcele. Intanto diamo un'occhiata alle agenzie. Parla Giorgia Meloni, femminicidio di Afragola, Meloni, il delitto di Martina lascia senza fiato, serve una svolta culturale, dice la Presidente del Consiglio su X, alla famiglia di Martina il mio abbraccio pieno di dolore e di vicinanza. Ancora Gaza, Netanyahu accetta una nuova proposta per una tregua, Hamas, valuteremo. Lo ha detto il primo ministro israeliano, secondo quanto riferito dai media locali. Il piano Witkoff, tuttavia, sarebbe una delusione per il gruppo sciita. Vedremo poi che cosa c'è in questa proposta. Andiamo ancora avanti. È in corso il match Djokovic-Mutet a Roland Garros. Sinner al terzo turno del Roland Garros, Gasquet si arrende in 3 set. I dazi, i giudici bloccano le misure di Trump, ecco che cosa può succedere adesso. E poi Garlasco, minaccia di morte all'avvocatessa di Andrea Sempio, Angela Taccia e la legale che difende Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Femminicidio a Torino, morta la donna accoltellata dal marito a Grugliasco. Un abbraccio forte a questa povera donna che ha dovuto subire un destino così infame e così crudele. Ucraina, la Russia sui colloqui il 2 giugno a Istanbul, aspettiamo la risposta di Kiev. Mosca rivendica un'avanzata nell'est, preso il controllo di 3 località, ucciso in attentato il leader degli attacchi russi a Mariupol. Poi vediamo un po' che altro c'è di interessante. Giro d'Italia, dance, la 18ª tappa. Del Toro resiste in maglia rosa. Ancora nuoto gli europei di fondo, Paltrinieri oro nella 5 chilometri. C'è una telefonata, la prendiamo subito. Pronto, chi è là? Ecco qua, sono il responsabile. Ciao immenso, dimmi tutto. Ciao. Allora, no, volevo sapere un po' quale, secondo te, che vantaggi ha portato alla Fiat la Poelcan rispetto a John Elkann? Secondo me la Poelcan, prescindendo dalle sue vicende personali, ha fatto fare alla Fiat la 500 quando era, dicevo qualcosa in Fiat, ha fatto fare la 500 che meno male è la macchina che non di più la Fiat. John Elkann cosa ha fatto durante la sua carriera? Niente, è riuscito a portare la Fiat a guidare. Dimmi se sbaglio o meno. Ciao. Allora, ti dico una cosa, caro immenso. Sì, anch'io apprezzo quello che l'Apo Elkann ha fatto alla Fiat, perché l'Apo Elkann fu il distruttore, il visionario, fu l'eretico, quello che scardinò un certo modo di fare tipico di quella Torino, di quella Fiat. Era la Fiat nella quale si diceva la va bien pareil, va bene così. Era una Fiat che si basava molto sulla tradizione, sul fatto che le cose fossero state fatte in un certo modo fino ad allora. Io me ne sono accorto 20 anni fa quando arrivò in redazione, io ero ad Affari Italiani, arrivò in redazione il comunicato stampa per la nuova Croma.
vettura che non aveva niente a che fare con la croma degli anni '80, automobile che ha detto delle cose molto importanti e che fu anche la grande riscossa della Fiat dopo l'Argenta, che, diciamocelo pure con tutto il rispetto, era una Fiat 132 in qualche modo aggiornata agli anni '80. Io mi ricordo che restammo tutti esterrefatti a leggere quel comunicato, perché si leggeva che i colori della croma, quindi ammiraglia della Fiat, erano rosso faccia da schiaffi, bianco Santarellina, giallo girasole, so che era, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, uno dice, vabbè, è l'Apo, è un personaggio, è fatto così, è fatto cosà. In realtà lui era, ripeto, come giustamente tu dici, al di là delle sue vicende personali, lui era probabilmente il creativo giusto che ci voleva in quel momento. Era veramente l'eretico, quello che poteva cambiare le cose. Perché? Perché secondo me lui avrebbe dato una svolta più di tono giovanile alla Fiat, avrebbe dato una svolta, diciamo, più proiettata verso il XXI secolo, verso la gente. Anche lui è nipote dell'avvocato, attenzione, e non è propriamente l'ultimo dei fessi, la Poelcan, perché in ogni caso questo signore ha lavorato a fare l'assistente in ufficio da Kissinger e non gli portava certo i caffè, per cui, voglio dire, non è che è propriamente l'ultimo degli arrivati. Spiace che, diciamo così, il suo ruolo nella Fiat poi sia un po' andato a scemare, ma secondo me, esatto, tu dici la 500, secondo me lui avrebbe avuto tutta una serie di idee e di suggerimenti che avrebbero potuto dire qualcosa. Ho seguito, ti dico la verità, con una certa simpatia l'iniziativa che lui tentò di fare con Garage Italia, questa cosa di fare delle vetture in tiratura limitata, un po' come suo nonno che si metteva l'orologio sul polsino. Tra l'altro lui ha ereditato parte del guardaroba che era di suo nonno e ogni tanto si mette le giacche, i vestiti dell'avvocato, però se li mette in maniera, anche qui alla Lapo, non mette la cravatta, non mette gli accessori che usava suo nonno. Secondo me sì, avrebbe potuto fare bene, hai ragione, e avrebbe potuto dare comunque un contributo, avrebbe potuto scuotere alle radici l'azienda per quanto riguarda il processo creativo. Poi vabbè, ci sono le scelte industriali, ci sono le scelte economiche e lì le cose cambiano. Le cose cambiano, ognuno la vede come meglio crede, insomma, perché poi alla fine della fiera adesso noi ci ritroviamo nel 2025 con un gruppo Stellantis che sulla carta è un gigante, ma naturalmente ha bisogno di riprendersi, perché per ora i conti non è che vadano proprio bene. Altra telefonata, pronto, chi è là? Sono io? Sì, buonasera. Buonasera, sono Adriana. Ma io vorrei tornare un attimo a quell'increscioso fatto della ragazzina di 14 anni. Sì, Martina Allora, Carbone, prego. Ecco, senz'altro siamo tutti pronti a dire poveri genitori, ma poveri genitori fino a un certo punto, perché come si fa ad accettare che una ragazzina di 12 anni consideri un fidanzato di cos'era, di 17? 16 tendente a 17. 17. Ma a quell'età lì si gioca ancora a palla come facevamo noi. È chiaro che adesso io sto dando una provocazione, però ma se mia figlia mi arriva a casa e mi dice che ha il fidanzato, non so come la prenderei, per cui vogliamo incominciare a dire che qua ci sono delle grandi responsabilità nei confronti dei genitori? No, perché stiamo dando la colpa a tutto fuorché i genitori. I genitori, è vero, è il mestiere più difficile che ci sia, però signori, lo sappiamo, aveva ragione quella mamma di quel ragazzo musicista che è stato ammazzato perché ha preso le difese di un amico. Stanno dando latte e veleno questi bambini, latte e veleno, perché non è possibile che a 12 anni una ragazza abbia un fidanzato. No, ma stiamo dando i numeri. Signori, io veramente, senz'altro io sono anziana, però
credo di essere molto aperta e i giovani mi piacciono e ho modo di parlare spesso con loro, ma evidentemente questi chiedono proprio di avere da parte dei genitori autorevolezza, cosa che non c'è più. Per cui io non me la sento di dire poveri. Povera ragazzina, che sfortunata è stata, santo cielo. Mi dispiace, scusi Antonino, ma sono veramente arrabbiata oggi. Sì. Buonasera. Signora Adriana, ma lei non si deve scusare, perché è una riflessione che facevo anch'io stamattina nella rassegna stampa. Cioè, come si può dire si sono fidanzati che lei aveva 12 anni e mezzo? Sono due mondi completamente diversi, Cioè, io mi ricordo quando avevo 12 anni io, era il 1992, c'erano due ragazze che mi piacevano in classe e sì, me ne sono innamorato, ma che senso ha dire questa parola a 12 anni? Però io volevo innamorarmi, volevo tenere per mano una ragazza della mia stessa età, una ragazzina della mia stessa età, non pensavo a una, tanto per dire, di 18 anni o di 20 anni. Non pensavo a questo, e se mi fossi presentato con una diciottenne o ventenne a casa probabilmente mi avrebbero chiesto: ma insomma che senso ha? Che senso ha? Tutto qui. C'è un'altra telefonata, pronto, chi è là, bella gente? Eccomi, Michele Caruso. Ciao Michele! Bonsoir, un saluto noblesse oblige. Madame, monsieur, comment ça va? Ça va bien? Sì, también. Oh, là là. Antonino Danna, Zoom, il Sono drive io. time, mezzi fatti, l'infotainment su Radio Libertà, la talk radio per eccellenza, su queste magiche frequenze in DAB, in tutta Italia. Sì. Eccoci qui. Dunque, vado con il editoriale. Vai! Il punto di Michele Caruso. Martina Carbonaro, scomparsa il 26 maggio ad Afragola, in provincia di Napoli, è stata trovata la notte del 28 maggio dai carabinieri in un edificio abbandonato dello stesso comune, che si trova alla periferia della città partenopea. Il suo corpo era nascosto sotto un vecchio armadio in mezzo ai rifiuti. L'omicidio è stato confessato dall'ex ragazzo, che ha anche finto di partecipare alle ricerche, che ha 19 anni. Lo hanno riferito le autorità giudiziarie. Il ragazzo è accusato di averla colpita alla testa almeno 4 volte con una pietra, causandone la morte, ed è stato arrestato per omicidio colposo e occultamento di cadavere. Quello di Carbonaro è l'ultimo caso di femminicidio, un malcostume che purtroppo sta sempre più prendendo piede in Italia, ma appena nell'aprile scorso altri due avevano riguardato 2 ragazze molto giovani. Il sindaco di Afragola, Antonio Pannone, ha denunciato su Facebook un'immensa tragedia che ha scosso la nostra comunità, sconvolta dalla barbarie di chi ha mancato di rispetto alla libertà e alla dignità di una giovanissima donna vittima di violenza cieca. Il sindaco ha anche organizzato un corteo il 28 maggio in memoria della giovanissima concittadina vittima di femminicidio. La madre della ragazza ha dichiarato ai giornalisti che il presunto autore si è finto innocente partecipando alle ricerche della ragazza, come ho detto poc'anzi, nei giorni precedenti al ritrovamento. Secondo la stessa, il ragazzo era già stato violento con la figlia. Le donne vanno protette, soprattutto le minorenni, ha detto la donna. Già il femminicidio ad aprile di 2 studenti a pochi giorni di distanza una dall'altra aveva scatenato un'ondata di indignazione e proteste da parte dei collettivi femministi italiani che erano scesi in piazza con lo slogan "Ci vogliamo unire, l'amore non uccide". Lo scorso dicembre uno studente di 22 anni, Filippo Turetta, che l'anno prima aveva accoltellato la sua ex Giulia Cecchettin uccidendola, è stato condannato all'ergastolo con l'aggravante della crudeltà e dello stalking. Questo femminicidio ha sconvolto l'Italia e ha riacceso il dibattito sulla violenza contro le donne. Vado a concludere. All'inizio di marzo il governo ha adottato una riforma che rende il femminicidio un reato a sé stante e non più una semplice variante dell'omicidio in generale. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni l'ha salutata come un nuovo passo avanti per contrastare la violenza contro le donne tout court. Ma molte giuriste, non solo giuriste ma anche attiviste, si sono opposte alla riforma dicendo che promettere pene più severe non serve a contrastare la violenza maschile, che ha una radice culturale. Un tuo pensiero sarebbe gradito, Antonino, da Michele Caruso. Grazie e buona serata.
Ma Michele, guarda, io mi pongo delle domande e me le ponevo anche questa mattina. Cioè, parliamo tanto di, come si dice, parliamo tanto di tolleranza, di valori, di inclusione, di rispetto, di questo e di quello. Quando succede un qualcosa, quando succede un femminicidio, e anche qui abbiamo ovviamente le grandi prese di posizione, informazione ogni 24 ore su 24, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, malgrado noi si sia tutti ormai ampiamente informati del femminicidio, di che cosa sia, perché avvenga e così via, non c'è però, è come se ci fosse qualche realtà permeabile a tutto questo. È come se l'idea della violenza su una donna fosse un po', permettetemi il paragone con la scena del ballo nel Gattopardo, mentre il principe balla, dice anche per lui quella notte, ancora una volta la morte sembrò roba per altri. Ecco, mi sembra che malgrado ci si sgolli a parlare di difesa delle donne, dignità delle donne, tutela delle donne, qua e là, poi alla fine però la morte e la violenza sono sempre roba per altri. E siccome sono roba per altri, chi se ne frega? Perché poi l'italiano ragiona così in generale, no? Da Guicciardini in poi siamo sempre a quello, il particolare, come diceva lui. E siamo sempre lì, torno a ripetere, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non funziona. E proprio perché non funziona abbiamo il dovere di fare qualcosa. Abbiamo il dovere di dirci qualcosa, soprattutto, di avere una conoscenza, come possiamo dire, una presa di coscienza del fatto che dovremmo occuparci di più di tutti noi. Politica, polis, vuol dire proprio questo, cioè occuparsi dei fatti che avvengono nella comunità, perché nessuno di noi si salva da solo e nessuno di noi è solo. Si sceglie di essere soli, ma non è questo il punto, non possiamo essere soli, non dobbiamo essere soli, non dobbiamo ignorare soprattutto il dolore del mondo, no? Il male di vivere di cui parlava Eugenio Montale. E invece c'è sempre questa idea che, vabbè, hanno ammazzato una donna a Torino, vabbè, hanno ammazzato una donna a Milano, vabbè, hanno ammazzato una ragazzina da Fragola, vabbè. E poi domani ce ne sarà un'altra, e un'altra ancora. Ma non perché, cioè perché non c'è questa, come potremmo dire, questa attenzione, questa idea di coscienza collettiva, di difesa collettiva dei piccoli, dei deboli. E poi sì, entrano in gioco tutta una serie di cose, l'educazione dei figli, gli affetti, l'educazione affettiva, tutto quello che volete. Perché, torno a ripetere, per me 12 anni e mezzo non puoi dire ho un fidanzato di 16 che va per 17. C'è qualcosa di profondamente storto in questo discorso. E non è qualcosa che mi sento di condividere, detto tra noi. C'è un'altra telefonata, Natalia, per caso? Fammi sapere, o se c'è qualche altra zappa che la leggiamo molto volentieri. E poi, vabbè, abbiamo le parole della Presidente del Consiglio che dice Martina aveva solo 14 anni, aveva la vita davanti, i sogni, le amicizie, la scuola. Le è stata tolta con una violenza che lascia senza fiato, uccisa brutalmente da chi diceva di volerle bene. Scrive la Premier a proposito di Martina Carbonaro, uccisa con un masso dal suo ex fidanzato. Un delitto spietato che colpisce nel profondo ogni genitore, ogni cittadino, ogni essere umano. La sua morte ci sconvolge, ci impone di guardare in faccia un male profondo che non possiamo né ignorare né normalizzare. La violenza cieca e possessiva che troppo spesso s'abbatte sulle donne, anche le più giovani. Alla famiglia di Martina va il mio abbraccio, pieno di dolore e vicinanza. Alla giustizia il compito di intervenire con la massima severità. Alle istituzioni il dovere di non voltarsi dall'altra parte, aggiunge.
Sono molti i provvedimenti che abbiamo approvato finora per tentare di fermare questo male, ma dobbiamo essere consapevoli che le norme non saranno mai sufficienti se non daremo vita a una profonda svolta culturale e sociale, conclude. In questi anni dei passi avanti sono stati fatti, ma evidentemente non basta. Dobbiamo fare di più, tutti insieme, per Martina, per tutte. Dobbiamo fare di più, siamo tutti d'accordo, però adesso c'è anche un altro elemento. Dobbiamo fare di più anche come famiglie, come collettivo morale, diciamo così, non lo so. Un'altra telefonata allo 0292947222. Pronto, chi è là? Pronto? Sì. Pronto Antonino? Nicolò Ben da trovato. Padova. Ciao. Nicolò da Padova. Benvenuto. Io mi considero la voce della Lega. Mm. Quello che durante le manifestazioni e tutto ormai da 30 anni era sempre davanti ai cortei con i megafoni. Capisci cosa ti voglio dire? Sì, per me dimmi. Bossi ha cambiato la vita e Salvini è il proseguito, è quello che prosegue il cambiamento da portare dappertutto il paese. E ho telefonato per ricordarti, ecco, e chiarire che nella vita, nella storia, ci sono avvenimenti importanti che andrebbero sempre ricordati. E oggi, il 29 maggio, no, si ricorda che cosa? Dice niente? L'Aisel, Della lo abbiamo storia? ricordato stamattina. Abbiamo ricordato, sì, forse non l'avevo sentito. Perché L'ho forse ricordato ero io impegnato. stamattina. Sì, signore. Ecco, no, ti ringrazio. No, io mi sento Sarei carico. stato un maiale se non lo avessi fatto, se proprio lo vuoi sapere. L'ho sentito, Dimmi. guarda, come un dovere morale verso quei 39 morti. bravo, E fai bravissimo. bene a ricordarlo, cavolo. Fai E bene. bisogna ricordare quell'avvenimento del 1176, faccio riferimento, no? Alla famosa battaglia di Legnano, che per me è stato un punto significativo della storia, perché guarda che Bossi ha fatto riferimento a quell'avvenimento lì. Lì a Giussano c'è quel simbolo del guerriero con la spada proprio in piazza Giussano. È qualcosa che ha storia, ha a che fare con la nostra realtà qui, per esempio, delle nostre contrade, dei nostri comuni. Perché è stato l'inizio fondamentale di quello che è stata, una ribellione naturale di servi, erano servi quegli uomini di 800 anni fa. E con le spade, con le forche, con la loro forza di volontà, hanno combattuto contro il prepotente, il potere assoluto di allora, l'imperatore, che comandava vita, aveva il diritto di vita, di morte sulle persone. Con quella battaglia si è instaurato un rapporto diverso nella storia, perché si è riconosciuto che i cittadini hanno il diritto di vita nei confronti del governante e di chi ti governa, capisci? E il governante deve rispettare. Sono state fatte la pace di Venezia, pace di Costanza, cioè in quelle paci si è stabilito che i cittadini, i comuni, le piccole realtà avevano il diritto di eleggere i loro rappresentanti. L'imperatore, il capo assoluto, non aveva diritto di vita e di morte sulle persone, dove non poteva scendere nei suoi territori per dire come fosse il padrone assoluto e fare razzia di tutto quello che trovava. Da quel momento lì è partita una storia nuova, si è impostata tutta la storia della civiltà comunale dei comuni, dei diritti delle persone. Quella battaglia di Legnano, in quella battaglia sono confluite tutte le realtà, i comuni, e dal Veneto, e dall'Emilia, e dalla Lombardia, e dal Piemonte, da tutta quella realtà della pianura, che sono confluiti in quella battaglia. C'era questa volontà di ribellione, di sentirsi persone libere, non più oppresse.
Capisci l'importanza di quella battaglia il 29 maggio 1176 da ricordare alle giovani generazioni? Il valore della vita, di lottare per la vita. C'è che è quasi un secolo, sono quasi 1000 anni, 900 anni ma da allora. È cose da ricordare. È nata una nuova civiltà. Noi dobbiamo, ed era il Medioevo, sembrava l'era buia, no, che era buia. Lì si è fondato quella che poi è stata la civiltà dell'Occidente. Da lì è nata. Altro che vantarsi dopo del rinascimento dell'umanesimo. 300 anni prima si è fondata la civiltà, con quella battaglia di Legnano. Gli oppressi che si ribellano all'oppressore. Questa è la storia della Lega, della nostra Lega anche oggi. Queste sono le battaglie portate avanti dalla Lega da sempre. Da sempre. La Lega è libertà per i popoli, è libertà. Questo D'accordo, non riusciamo grazie. a trasmettere. Sì, però io sono anche fuori con l'orario. Manda il jingle, Natalia, per favore. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Bene, ringraziamo il nostro ascoltatore che ha ricordato la battaglia di Legnano. Aggiungiamo anche una cosa: la civiltà non è che nasce solo con Legnano. 732 la battaglia di Poitiers, lì il mondo rischia l'islamizzazione e invece le armate cristiane vincono e assicurano appunto la libertà dell'Europa. Lepanto 1571 che verrà dopo, ma certo il concetto della ribellione all'oppressore è un concetto che ci sentiamo ampiamente di sposare, anche perché è un concetto genuinamente, se possiamo aggiungere, non soltanto figlio della cultura occidentale, ma segnatamente figlio del pensiero occidentale e del pensiero cattolico, già che ci siamo. Bene, le 19:32 minuti e 44 secondi, grazie ancora per averci ricordato Legnano. D'altronde viene ricordato pure nell'inno di Mameli, dovunque Legnano, nella versione completa c'è proprio questo verso del testo, dovunque è Legnano. Ora lo andiamo anche a ripescare di Mameli testo, eccolo qua, perché ovviamente l'inno di Mameli, spesso cantato male dai calciatori che si stringono a corte e non a coorte, però dice appunto, andiamo a pescare la parte in cui si parla proprio di Legnano. Aspettate che vada a tirare giù il testo completo. E lo ringrazio anche come si dice, del suggerimento. Ah, Gesù, dov'è? Devo trovarlo perché ovunque Legnano, eccolo qui, testo completo del canto degli italiani, eccolo qua. Dall'Alpi a Sicilia, dovunque è Legnano, ognuom di Ferruccio ha il core alla mano. I bimbi d'Italia si chiaman Balilla, il suon d'ogni squilla i vespri suonò. No, Goffredo Mameli non era un fascista, Balilla qua è appunto il ragazzino genovese che tirò il sasso contro gli austriaci. Il suon d'ogni squilla i vespri suonò, quindi vedete, Legnano. Poi chi c'è appunto? Francesco Ferrucci, Balilla e i Vespri siciliani, proprio da nord a sud, vedete? Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Son giunchi che piegano le spade vendute. Ah, l'Aquila d'Austria le penne ha perdute. Il sangue d'Italia bevé col cosacco il sangue polacco, ma il cor le bruciò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Sì, ecco. Allora, chi vuole telefonare 0292947222 può dire la sua. Comunque hai fatto bene anche a ricordare l'Aiselle. Io l'ho ricordato stamattina in apertura della rassegna stampa, leggendovi anche Squadra Paesana di Umberto Saba, e quello non fu un momento di sport, non lo è stato. Tra l'altro io mi chiedo ancora oggi, dopo 40 anni,
Candido Cannavò, sapete, fece quell'editoriale sulla Gazzetta dello Sport. Ci manca uno come Candido Cannavò, tra l'altro. Personaggio eccezionale. Fece quell'editoriale scrivendo Juve abbassa quella coppa, perché poi all'atterraggio, insomma, a Torino, ma prima ancora già alla Isella, i calciatori della Juve avevano alzato la coppa, avevano festeggiato. Io personalmente, se fossi il presidente della Juventus, quella coppa la restituirei, perché cioè, che senso ha tenere un trofeo vinto in un evento che in fondo non è stato calcio, ma è stato primariamente una carneficina? Che senso ha? Che senso ha? Cioè, voi, faccio un esempio stupido, supponiamo che avessero tenuto una partita di pallone in un campo di concentramento nazista e avessero messo in palio una coppa. Cioè, voi ve la sareste tenuta? Io no. Ora, è chiaro che non stiamo parlando di nazismo, non stiamo parlando di niente di tutto questo, ma stiamo parlando di una violenza bestiale, in ogni caso, che venne applicata in maniera cieca, con una furia assurda, e che vide anche la stupidità della polizia belga, che non riuscì a garantire la benché minima sicurezza e né tantomeno l'ordine dentro lo stadio. E a maggior ragione ha senso festeggiare o comunque parlare di gioco del calcio. Il gioco vuol dire svago, il gioco è divertimento, cioè divertere, spostare il pensiero dalle occupazioni della vita e almeno quei 90 minuti pensare ad altro. E invece quei 90 minuti furono 90 minuti di morte. Cioè, ha senso tenersi in bacheca una coppa del genere? Io, ripeto, la restituirei all'UEFA, che ora non so com'è che si chiama, perché non sono molto pratico di pallone, però è un trofeo che francamente restituirei. Perché quella notte fu l'esatta antitesi di qualunque valore sportivo. Va detto una cosa, però. L'indomani, quando fu chiara l'entità della carneficina, la signora Thatcher disse, sia pure con toni eleganti, espose il suo pensiero, e il pensiero fu: questo bordello deve finire. In Inghilterra è finito, ha voglia se è finito. Tant'è vero che gli stati inglesi non hanno nemmeno le recinzioni a bordo campo. Però se tu fai l'idiota, ti prendono, ti portano giù, il giudice ti processa per direttissima e ti incarcerano, se del caso, dentro allo stadio. E in Italia invece abbiamo assistito negli anni a motorini che sono venuti giù dalle curve, a scazzottate varie ed eventuali, risse, eccetera, eccetera, eccetera. Ve lo ricordate l'ispettore Raciti? L'ispettore Raciti, catanese, che è morto perché qualcuno gli ha tirato un lavandino addosso, un lavandino. L'ispettore Raciti, oppure tutti i vari feriti, i vari morti dei vari scontri, prima di un derby, prima di questo, prima di quello. Il tifo politicizzato, il tifo che non sempre, diciamo così, ha legami puliti in giro, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, la signora Thatcher a quel tempo disse: questo bordello deve finire. In Italia ancora manca qualcuno che dica questa cosa. Vero è, attenzione, che mentre in casa poi veniva fatto ordine e pulizia dalla signora Thatcher, gli hooligans hanno continuato a spaventare l'Europa negli anni a venire. Io li ricordo nel 1990, mi ricordo per il mondiale di Italia 90 che si parlava dell'allarme hooligans. Addirittura viene preso in giro in cos'era? Fantozzi va in pensione, mi sa, no? Quello dopo, che c'è Piero Villaggio che fa l'hooligan, che deve insegnare a Fantozzi a essere un tipo duro,
e lui lo presenta dicendo era un terrificante hooligan residuato di Italia 90, tanto per dire. Però sì, io penso che arrivare addirittura a uccidere per una partita di pallone, 39 morti, un impianto fatiscente con un muro che viene giù per la pressione della gente che cerca di scappare, io trovo tutto questo indegno. Ripeto, quella notte non fu sport. E voglio anche ricordare, lo devo dire, devo ricordare, lo voglio ricordare con rispetto, con affetto, l'estrema professionalità di Bruno Pizzul in quella situazione. Perché anche se altre emittenti non vollero fare la telecronaca della partita, pur mandandone in onda le immagini, addirittura la TV austriaca appunto faceva passare in sovraimpressione la scritta, dice questo non è un evento sportivo, e Bruno Pizzul dovette prendere una decisione e cercò di fare il suo dovere, né più né meno, perché alla fine della fiera il compito dei giornalisti è quello di essere testimoni. Lui era andato per testimoniare una serata di sport perché faceva il giornalista sportivo e gli è toccato testimoniare una serata di cronaca, e cronaca della più nera. E l'unica cosa che poteva fare era quello che fanno tutti i giornalisti, che è il loro motivo principale, è raccontare quello che succedeva. E lui l'ha fatto. E l'ha fatto, io credo, con estrema dignità. Per cui, a maggior ragione, lo voglio ricordare, lo voglio salutare, anche perché quella notte Pizzul, per sua stessa ammissione, se l'è portata dentro per sempre. Quindi, a maggior ragione, il mio saluto attraverso la radio vuole arrivare in quell'altrove dove lui si trova, perché alla fine della fiera la radio è una cosa di anima, si fa con l'anima, e l'anima è quello che resta, tutto sommato, e la radio è il posto migliore dove farlo uscire. Le 19:42 minuti e 46 secondi in questo momento sulle magiche onde di Radio Libertà. Abbiamo ancora 3 minuti scarsi, dopodiché ci saluteremo con un pezzo di Josh Klein, Summer Vibes del 2019, dal suo album 1983 del 2019. Pezzo, insomma, rap olandese, però orecchiabile, possiamo dire. Allora, chiudiamo un po' questa trasmissione. Io vi do appuntamento domani alle 7:30 del mattino, come sempre, per la rassegna stampa, e vi ringrazio ancora una volta per il vostro tempo e per la vostra partecipazione. Non sembrano esserci ulteriori aggiornamenti rispetto a quello su cui io vi ho ragguagliato nei minuti scorsi. Sono quasi le 19:44, abbiamo ancora proprio un minuto per un'eventuale telefonata. Dopodiché è finita. Ecco, adesso arriva l'ANSA, battuta alle 19:34. Il papà dell'omicida, Alessio, era innamorato di Martina. Vedere che chattava con un altro lo ha sconvolto. Noi siamo distrutti. Chiedo scusa a tutti, non ce lo saremmo mai aspettati, siamo distrutti. Mio figlio è un bravo ragazzo, Martina è stata come una figlia per me e mia moglie. Chiedo scusa a tutto il mondo da parte di mio figlio e della nostra famiglia. Così ai cronisti Domenico Tucci, papà di Alessio, 19enne che ha ucciso a colpi di pietra la fidanzata 14enne Martina Carbonaro. Alessio voleva scoprire chi fosse il nuovo ragazzo di Martina. Non era ossessionato da Martina, era innamorato, stavano crescendo insieme. Vedere che chattava con un altro l'ha sconvolto. A parte il fatto che scusa, si chiede se tu fai una cosa veniale, se siamo io e Natalia, stiamo entrando nello studio, le pesto un piede, le dico Natalia ti chiedo scusa perché non l'ho fatta apposta. Quando si fanno delle cose gravi, tipo queste, si chiede perdono. E il perdono, tra l'altro, è atto privato, che si chiede in privato e si ottiene in privato se ti viene concesso, ed è l'atto più alto e più nobile e più liberatorio dell'essere umano.
Ma non si può dire mio figlio è rimasto sconvolto perché vedeva che chattava con un altro. Non puoi a 19 anni sentirti sconvolto perché la tua fidanzatina chatta con una, o meglio, non è più la tua fidanzatina, t'ha lasciato. Ha scelto un'altra vita ed era suo diritto farlo. E lui non aveva il diritto di spaccarle la testa con la pietra e di occultarne il cadavere, il bravo ragazzo. La chiudo qui. Lascio questo al vostro pensiero e alla vostra valutazione. Grazie a tutti, appuntamento domani alle 7:30 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà, o se preferite alle 17:30 arriverà Lorenzo Viviani e assieme faremo i pazzi al solito in chilometro zoom. E ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera.